Architetto, che cosa si porterà a casa di questo incontro di oggi con gli studenti della scuola di ristorazione di F di Valdobbiadene? Ma sicuramente i loro sguardi, la loro attenzione e soprattutto le loro domande. La grandezza e la maturità di un ragazzo non si misura dalle cose che sa, ma si misura dalle domande che pone. Sono rimasto veramente esterrefatto dalla profondità del loro giudizio, dalla capacità che hanno dimostrato di cogliere l'essenziale di quello che ho voluto trasmettere e soprattutto penso che il nostro compito sia non di mettere tranquilla questa generazione, ma di stimolarla nei suoi bisogni e nei suoi desideri più profondi. Lei ha parlato di inquietudine, non dobbiamo avere paura dell'inquietudine dei nostri ragazzi, dobbiamo saperla cavalcare e saperla guidare. L'inquietudine è il motore di tutte le più grandi espressioni artistiche, dall'albore dei tempi fino ai nostri giorni. Un uomo che non cerca, un uomo che non desidera cambiare, appunto vite cambiate come dice la vostra rassegna, è fermo, per cui non può inventare niente di nuovo, non può raccontare niente di nuovo e soprattutto non può scoprire niente di nuovo di se stesso, perché alla fine siamo un mistero. Che sensazioni hai avuto dell'incontro di oggi? Beh, innanzitutto è stato molto piacevole ed interessante. I concetti che venivano spiegati oggi erano molto profondi e bisognava mettersi d'impegno per capirne il significato, per estrarne appunto l'essenza. Ho capito come i dettagli siano la parte più importante della nostra vita, come facciano veramente la differenza all'interno di un quadro, che potrebbe essere la nostra stessa vita, questo grande quadro. E devo dire che questi incontri, soprattutto se indirizzati per noi giovani, possono veramente cambiarci e sono molto felice che la scuola mi abbia dato questa possibilità.